Erano giunti a Lampedusa, ma il centro di accoglienza, già pieno, non poteva ospitarli. Ne è stato dunque disposto il trasferimento ad Agrigento e sono arrivati i migranti in fuga dal loro inferno, 125 approdati ad un altro inferno, l'Italia ostaggio del coronavirus. Ne è stato disposto l'alloggio presso l'Hotel Tiziana di Porto Empedocle. Le immagini diffuse sui social che vedete si riferiscono al loro arrivo senza alcun dispositivo di protezione e con i controlli di rito, seppur l'attuale situazione di rituale, di normale, non abbia nulla. L'emergenza migrazioni si sovrappone dunque e si mescola con quella Covid-19, rendendo difficile la protezione dei migranti da eventuali contagiati già in numero enorme sul territorio nazionale. E tanti si chiedono con l'isola di fatto chiusa a voli, treni, traghetti e con soli due collegamenti giornalieri con il resto dello stivale, come invece possano essere aperte le frontiere per l'arrivo dei migranti che, ribadiamo, non siamo nelle condizioni di proteggere dalla pandemia e rischiano di infettarsi loro come noi. A riguardo, proprio ieri, il sindaco di Lampedusa aveva chiesto una drastica riduzione dei collegamenti al fine di porre un cordone di protezione sanitaria intorno alle Pelagie. Sulla vicenda è intervenuto il candidato a sindaco Franco Micichè, chiamato in causa su eventuali autorizzazioni concesse allo sbarco. Micichè ha chiarito che il suo compito si limita alla sorveglianza, essendo medico del Dipartimento di Igiene Pubblica, e conferma di non avere espresso alcun parere igienico-sanitario, sottolineando che i locali allo scopo individuati sono stati requisiti dalla prefettura. Pertanto, Micichè provvederà alla vigilanza sanitaria per garantire la massima sicurezza dei cittadini e, aggiungiamo noi, anche dei migranti.